Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale di YouTube di Marietto Veneziano. Come avete visto nella mascherina iniziale, questa pillola è una pillola che parla di radionica, di magia e di abbondanza, perché useremo un circuito che abbiamo già visto, ma radionico, che può essere radiostesico pure, che può essere utilizzato anche in un altro modo, avendo le conoscenze. Quindi in questa pillola noi vedremo come attirare l'abbondanza tramite un circuito radionico e tramite una candela e una conchiglia. Quindi prima di iniziare, come al solito, chiediamo al pendolino se possiamo fare questa operazione. Prendiamo il pendolino, possiamo fare questa operazione di abbondanza, e il pendolino ci dice di sì. Vedete? Bene, appurato che noi possiamo fare per noi stessi questa operazione di abbondanza magica, iniziamo col procedere. Una cosa importante è da sapere che questa operazione si fa solamente una volta al mese e con la luna crescente. Quindi non si può fare se non c'è la luna crescente appena nata, cioè appena che cresce. Quindi bisogna sempre guardare il sistema solare, lunare, scusate. Bene, detto questo, iniziamo col procedere con questa operazione magico-radionica. Quindi, cosa ci serve? Prima di tutto ci serve una candela di colore bianco, vedete? Massimo di 3, 4, 5 ore massimo di durata. Poi, se non sapete come inizializzarla o ungerla, dovreste vedere i video di Hildegard oppure andare sul capitano.altervista.org, dove ci sono dei PDF che spiegano benissimo come inizializzare una candela o ungerla. Scusate. Bene, adesso vediamo i passi principali. La prima cosa è che bisogna disimpregnare la candela prima di questa operazione. Quindi togliamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, prendiamo il nostro dispositivo disimpregnatore, che voi avete già visto in un'altra pillola, e lasciamo la nostra candela a disimpregnarsi di energie negative, quali ha preso nei vari supermercati, nelle varie lavorazioni, per almeno 5 ore. Quindi quando noi abbiamo lasciato la candela che si è disimpregnato e smagnetizzata da qualsiasi tipo di impurità, la prendiamo dopo 5 ore e incominciamo a lavorarla. E vediamo come si fa a lavorare questa candela. La prima cosa che bisogna fare è scrivere sopra il nostro nome e cognome e scrivere sopra abbondanza. Lo si può fare con uno spillo tranquillamente. Quindi il nostro nome e cognome e dall'altra parte abbondanza. Poi per ungerla si prende dell'olio tra le due dita e, visto che noi vogliamo attirare l'abbondanza, dai lati destra e sinistra si spinge verso il centro. Si unge la candela in questo modo. Vedete? Si unge così, con l'olio chiaramente di oliva. Vedete? Così e così. Così che le energie benefiche di questa operazione vanno a confluire sulla candela. Bene, questo è il primo passaggio che bisogna fare. Il secondo passaggio chiaramente è prendere il circuito radionico per compiare le informazioni vibrazionali dal sito ilcapitano.altervista.org oppure venire nei nostri gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano, che si possono scaricare tranquillamente anche in formato PDF facilmente stampabile. E adesso qui iniziamo veramente a costruire la nostra struttura radionica magica. Quindi posizioniamo il nostro circuito verso nord
Prendiamo la nostra candela e, ripeto, questa operazione deve essere sempre fatta a luna crescente. Posizioniamo nell'originale da copiare la candela. Se eventualmente la candela non riesce a restare in equilibrio per sicurezza, è consigliabile prendere una piccola ciotolina da inserire la candela. Dopodiché noi dobbiamo trasmettere le energie benefiche della candela di abbondanza sul nostro target, e visto che questo è un valorizzatore, noi non abbiamo un emettitore, però ci viene in aiuto la nostra famosa conchiglia, che è uno dei più grandi emettitori benefici che il creatore ci potesse donare. E cosa facciamo? Nella conchiglia all'interno scriviamo un biglietto con su scritto il nostro nome e cognome e pure abbondanza, e lo posizioniamo nel centro. Questo, ripeto, deve essere sempre fatto con luna, cioè con luna crescente. Fatta questa operazione, noi posizioniamo tutto in un posto sicuro, che non ci sia pericolo che possa prendere fuoco, e accendiamo nell'orario giusto lunare la nostra candela, la quale cosa farà in questa operazione? La prima cosa che farà, la sua energia eterica si imprimerà sulla lastra lunare, sulla lastra eterica lunare, e dopodiché nello stesso tempo emetterà delle onde di forma verso la conchiglia di abbondanza, la quale a sua volta, con dentro all'interno le nostre informazioni, le emetterà e vibrazionerà verso di noi in un modo positivo. Cari amici, siamo giunti alla fine di questa pillola. Il vostro Marietto Veneziano vi ha spiegato questo sistema magico radionico di abbondanza, e vi invito a iscriversi al canale qui sotto del Marietto Veneziano e al canale anche di Hildegarda. Per il momento, buongiorno e alla prossima.